Benvenuti, oggi è martedì 3 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 19:27. La luna si leva alle 6:40 e cala alle 19:46. Oggi si celebra San Gregorio Magno. Il nome Gregorio ha origine greca e significa sveglio, attivo. Il 3 settembre è la giornata nazionale della bandiera australiana. Dal 1901 il 3 settembre fu adottata quella che oggi è ufficialmente riconosciuta come bandiera australiana. Parteciparono più di 32.800 persone al concorso indetto per la realizzazione della bandiera, che venne presentata con una peculiarità. Da un lato lo sfondo rosso destinato alle navi mercantili, dall'altro lo sfondo blu che riconosciamo nella bandiera ufficiale del paese. Sono 52 le candeline per Natalia Estrada, attrice, conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana. Dopo aver esordito in TV conducendo Il gioco delle coppie insieme all'allora marito Giorgio Mastrota, ha raggiunto il successo col film Il ciclone di Pieraccioni nel 1996. Alla fine degli anni 90 è diventata un volto noto di Mediaset, conducendo varietà come Il Quizzone e La Sai l'ultima, al fianco di diversi colleghi tra cui Gerry Scotti e Gigi Sabani. Sono 71 gli anni per il famoso imprenditore italiano Brunello Cucinelli, fondatore e presidente della casa di moda omonima specializzata in abbigliamento di lusso. La sua filosofia di humanistic capitalism ha guadagnato fama a livello internazionale, poiché Cucinelli si impegna a unire l'eccellenza artigianale con il rispetto per le persone e per l'ambiente. La sua azienda è diventata un esempio di sostenibilità e responsabilità sociale nel mondo della moda. Infine, oggi compie 77 anni Mario Draghi. Economista, banchiere, dirigente pubblico e politico, dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022 è stato presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Tra gli altri incarichi, quello di governatore della Banca d'Italia e presidente della Banca Centrale Europea. Della sua vita privata sappiamo che è tifoso della Roma ed appassionato della pallacanestro. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Manuela Setti Carraro sono diretti al ristorante a bordo di una A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta Domenico Russo alla guida di un'Alfetta. Sono le 21:15 del 3 settembre del 1982. Lungo via Carini vengono affiancati da una BMW e da una motocicletta, dalle quali parte una raffica di Kalashnikov che uccide i due coniugi e l'agente. Ma sapete che solido, liquido e gassoso non sono gli unici tre stati in cui si può trovare la materia? Infatti, a temperature molto alte, gli atomi dei gas si separano in nuclei positivi ed elettroni, diventando plasma, che può condurre elettricità. Immaginate un gas che può condurre della corrente. È uno stato che non facilmente notiamo nella vita quotidiana, ma che costituisce il 99% della materia dell'universo, tra cui Sole, nebulose, galassie e stelle. Buongiorno ai 12, oggi uno splendido novilunio in Vergine illumina lo zodiaco in una maniera più acuta, razionale, metodica e precisa. Vediamo un po' che effetto avrà sui 12. Ariete, questo novilunio per voi rappresenta un punto di raccordo molto importante. È giusto che pensiate un po' al vostro quotidiano e a come aggiustare tutta una serie di dinamiche patrimoniali e familiari che da un po' occorrono di una certa revisione. Nel vostro mondo comunque tutto sembra come in un puzzle prendere il posto giusto perché il quadro sia completo. Toro,
La giornata di oggi prevede un novilunio splendido per voi, pieno di abbracci, di affetto, di tanta presenza affettiva. È un novilunio di trigono che vi dà forza e coraggio e soprattutto che in amore vi fa trionfare. È un novilunio ideale di quinta casa, ottimo per delle belle notizie o per celebrare un amore che sembra promettere molto. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata un po' di sfida con un novilunio così acceso in quadratura, sembra proprio voler richiamare la vostra attenzione nell'ambito familiare e in quello affettivo. Occorrerà probabilmente una maggiore distribuzione delle attenzioni e degli affetti, richiamata anche su voi stessi. Volervi fare capire oggi per voi sarà fondamentale. Cancro, la vostra luna oggi crea un novilunio veramente spettacolare in Vergine e a voi molto ma molto congeniale. Si preparano nuovi progetti, nuove cose e voi siete tutti eccitati, presto le novità vi travolgeranno. Leone, è un novilunio che vi richiama assolutamente alla praticità. Un novilunio che chiede una visione chiara e attenta delle cose, è un novilunio che vi ricorda che l'economia ha il suo peso e che forse occorre distribuire un po' meglio le energie e le risorse. Non spendete troppo, questo novilunio servirà a rendervi molto più oculati e precisi. Vergine, la giornata di oggi promette veramente bene proprio perché questo novilunio inaugura un inizio, anzi un reinizio di una serie di situazioni lasciate un po' in sospeso, riprese con vigoria e soprattutto con un nuovo ottimismo e un nuovo coraggio. Si inaugura una fase in cui il vostro segno zodiacale riprende vigoria e grande potere zodiacale. Bilancia, la giornata di oggi prevede un novilunio molto pensieroso e molto romantico. Avete bisogno probabilmente di affondare nella vostra psiche e di rendervi conto che il passato è passato. Siete in una fase in cui avete iniziato tante nuove cose e dovete ambientarvi anche in un luogo diverso e operare in maniera diversa e molto più leggera. Scorpione, novilunio quanto mai congeniale, proprio perché nell'ambito delle amicizie e dei desideri realizzati state proprio risalendo la china e con molta positività vi renderete conto che c'è molto amore intorno a voi, ma non solo, arriveranno delle importanti comunicazioni che vi proporranno come figure professionali interessanti da inserire in squadra o in contesti lavorativi complessi. Sagittario, un novilunio decisamente di sfida essendo in quadratura e che riguarda soprattutto il lavoro e un cambiamento epocale nella vostra vita che volete apportare. Probabilmente però il novilunio vi inviterà a guardare bene dall'esterno voi stessi e il vostro operato. Forse a volte non vi rendete conto che a volte siete proprio voi con il vostro carattere impulsivo a generare delle condizioni un po' difficoltose. Capricorno, un novilunio di trigono splendido per voi che inaugura una fase affettiva decisamente consolidata e piena di certezze e sicurezze. Presto toccherete con mano i risultati della vostra costruzione affettiva e sempre di più vi regala soddisfazione. Acquario, è un novilunio che vi tange poco se non per il semplice motivo che vi frullano in mente delle nuove idee, progetti e qualcosa di inaspettato che prorompe, ma ci sono anche le proprietà in comuni, le eredità e tutto quello che riguarda l'assetto patrimoniale che probabilmente occorrerà di una vostra revisione. Pesci, un novilunio un po' difficile perché accade in Vergine, quindi è opposto a voi e al vostro Saturno. Probabilmente alcuni di voi matureranno seriamente l'idea di compiere in ambito lavorativo qualcosa di veramente importante e di diverso. Si accusa una certa stanchezza probabilmente, ma questo non vi impedirà comunque di inseguire un nuovo sogno. La Stars and Stripe o Old Glory, come viene comunemente chiamata la bandiera americana, sventola per la prima volta il 3 settembre del 1777 nella battaglia Cochise Bridge nel Maryland, in piena guerra di indipendenza. Ha molte meno stelle di adesso perché gli Stati Uniti erano solo 13, tante quante le strisce, che rimarranno per sempre di questo numero.
Per rimanere connessi a uno degli avvenimenti di oggi c'è una frase diventata proverbiale pronunciata da Mario Draghi durante il suo incarico come presidente della BCE durante la crisi del debito sovrano europeo. La frase divenuta famosa è "whatever it takes", che in italiano significa "costi quel che costi". Con questa espressione Draghi intendeva sottolineare che la BCE avrebbe fatto tutto il necessario per preservare l'euro durante il suo mandato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Serafin lui crea mondi colorati e naif, dipingendo fiori, foglie e piume con uno spirito visionario ed eccentrico. Da giovane orfana e povera trova ispirazione nelle notti oscure, mentre dipinge nella sua stanza dopo il lavoro come domestica. Lei non ha dubbi, è l'arcangelo Gabriele che me lo chiede. Con una tecnica pittorica unica, utilizzando succhi vegetali, argille, sangue di macelleria e cera per pavimenti, crea colori intensi e lucidi. Grazie ad un collezionista d'arte esce dall'anonimato, ma poi la psicosi la porta in un manicomio. Il delirio, i demoni che l'affliggono la allontanarono dalla sua arte e dalla notte che un tempo la ispiravano. La sua mente si spegne lentamente. Ci salutiamo con la frase del giorno: chi non osa nulla non speri in nulla. E quindi osate, provate nuove esperienze, trovate nuovi hobby. Io nel frattempo vi aspetto qui. Vi auguro una buona giornata.